Sento buono, voglio stasera da già parla. Tutto un male che hai fatto, come l'ha già scordato. Di la verità non t'ho negato. Non t'ho fatica, non ti credo più. Niente, non sei più niente. Te cagnate espressione, ti vedo stranito. Non so più che la coglione, che le navoto, che ti ascoltava a casa, che si preoccupava. Sono cambiata, sono un'altra persona, sono rinata e non ti credo più. Sola, sola, senza più pensiero, non ho più voglia d'amare. A che serve dare senza avere? Sola, sola, libera. Ricomincio da qui, forse è meglio così, lascia perdere. Voglio stare da sola, ma già sola. Voglio uscire compagna, andare al cinema. Sono stanca, voglio variare tutti i sabato sera in discoteca. Che la guagliona, che le navoto, che ti ascoltava a casa, che si preoccupava. Adesso è rinata, non ti credo più. Sola, sola, senza più pensiero, non ho più voglia d'amare. A che serve dare senza avere? Sola, sola, libera. Ricomincio da qui, forse è meglio così, lascia perdere. Sola, sola, senza più pensiero, non ho più voglia di amare. A che serve dare senza avere? Sola, sola, ricomincio da qui, lascia perdere. Ok, ora io volevo Era capire. sola, Sì, sola. sola. Anche perché ora non sei sola, ci sono anch'io. Ora ci sei anche tu, quindi sono in Volevo compagnia. capire una cosa, ma perché mi hai copiato nel vestiario stasera? Lo sapevo io che lo dicevi, guarda. L'hai detto quando Che sono non è che entrata. io ho copiato te, sei tu che hai copiato No, me, che guarda, è diverso. non sapevo che ti vestivi così. Sei juventino? Anche no. È impossibile. Perché tu sei juventina? Sì. Ah, certo, perché con il pack. No, Certo. sono mezza e mezza. Ah? Sono mezza e mezza. Mezza? Juventina e mezza? È mezza interista. Shh, non dire a nessuno. Shh. Io non so Non dire- ancora sto come non scher- Qua dico, qua se ne stanno anche andando praticamente. Cioè, Arrivederci, è stato un Grazie, piacere. ciao, Ivan, ciao a tutti. Allora, volevo andare a salutare Giuseppe Giamporcaro. Dice ciao Simone, ciao Rachele. Ciao Giuseppe. Mascia, buonasera ragazzi. Ciao Mascia. Giuseppe Giamporcaro dice come stai Simo? Bene, grazie. Mi sto dicendo grazie. Non so perché mi è uscito grazie. No, vabbè, ma a te ti escono cose strane. Poi abbiamo Luciano Cilio che dice Ciao buonasera. Luciano, buonasera anche a te. Esatto ragazzi, quello che voglio ricordare insieme alla mia amica Rachela di condividere la nostra diretta, giusto? Ovviamente, Perché condividete in tanti. oggi abbiamo fatto un bel sondaggino insieme della diretta della scorsa settimana. Esatto, esatto. E abbiamo visto che comunque sì, tante persone ci seguono, quindi noi siamo felici sì, che... molto felice. Siamo Quando tu felici, mi siamo mandi felici. quelle cose io Sì. inizio a ballare per tutta la casa perché dico guarda che bello. Oltre Sì, le sì, è cucche, le Anche cucche. perché, Noi esatto, ne esatto. noi ne sappiamo Oggi dovete qualcosa. sapere che ho fatto un post su Instagram sul mio profilo
E Rachele giustamente me l'ha commentato come? Come l'hai commentato? Cosa hai Lo scritto? posso fare? Sì, sì, va bene, non ti preoccupare. No, no, dai, sembra brutto in diretta. Perché? Così ho commentato. Esatto, ha commentato così. È scritto Contro le cucche. contro le cucchie. Tu la sai la canzone? Vulissa mortami, tie tie tie, da brucia gelosi, tie tie tie. Non la sai? Che belli sospiri d'amore, veramente. Era una cosa così, tanto per Sei stato ricordare elegante. alle cucche che non mi scivola tutto addosso, ecco. Sì, anche perché il bianco poi si sporca, quindi... Esatto, mi vedi, raccomando. è tutta una cosa bellissima. Allora, vado anche a salutare Manuel che dice Rachele sei una bomba. Grazie Manuel. Ciao Manuel. Allora Rachele, cosa mi racconti? Allora, cosa Sì. ti racconto? Sì, Ti sì, racconto sì. che Nel frattempo, stiamo scusa, lavorando. nel sì. frattempo voglio ricordare a tutti quanti che potete chiamare al numero che vedete in sovraimpressione, che Io è lo il vedo più. 379 20 82 474. Esatto. Quindi mi raccomando, chiamate come ogni settimana, mandate dei messaggi Ragazzi, su chiamate, WhatsApp. vi sto aspettando, aspetto le vostre chiamate. Su YouTube, che giustamente dove trovate il live che stiamo facendo questa sera. E noi, come sempre, vi ricordiamo l'appuntamento ogni giovedì con la mia amica Rachele. Prometto che la prossima settimana la vado a prendere a casa, così viene saremo puntuale. più puntuali, promesso. Sei sicura? Oggi è stata questione di vita o di morte, perché altrimenti sarei stata sola qui sopra e quindi non penso che qualcuno non voleva vedere anche te. Grazie. Prego. Grazie. Ecco, da Sì, lavoro, infatti no, poesie. questo ci sta, un caga ci sta. Simone, Comunque sì. io dimmi. ti racconto, Sì. proprio in breve, Sì. che ci saranno tantissime belle novità. Ah. Che tu già sai qualcosina. No, io di cui una che Rachele Io lo sapevo. veramente? Guarda, io spero, no. Auguri. Io, calma, no. io spero che non l'ha sentito nessuno. Sì, perché no, lui se ci- vuoi allora, lo vuoi tu devi ridire? capire, allora, tu Lo devi vuoi capire ridire? che io ho una comitiva di pazzi. Lo sapevo io. Scusate, questo è quello che arriva dalla regia. Perché c'è anche mia cognata qui che spera in questo, capito? Rachele è incinta. Impossibile, impossibilissimo. Allora, io vi spiego. Auguri Ho amico una- Pag. Ho una comitiva di pazzi, perché tu Sì. dici, perché c'è Cristina, c'è Sì, Anna, che sì. saluto, c'è Rosario, c'è anche Nino, Sì. che dicono tutti la stessa E quindi ci identica sono cosa. anche io Perché congiusi in questa giustamente comitiva, dicono, perché anche noi speriamo già che un abbiamo- giorno- Noi già abbiamo dato, dice ora manchi solo tu che fai la compagnia, ma ancora per Beh, te è è presto, vero. sono giovane, giusto? No, Sì, no, sì. smettila. Non è vero. Qua dicono di no. Ma hanno ragione, non puoi Ma lei poi la faremo felice? Sì, procreiamo, dice procreiamo. sì, dobbiamo proprio Ma io dobbiamo la dobbiamo fare riprenderei tanti in questo bambini, lo momento, sai mentre che perché? fa così. Lo sai perché dobbiamo fare tanti bambini? Perché comunque sia sono Sì, il ma futuro. allora, io quindi... faccio l'annuncio no, alla ragazza io di non lo Simone. faccio. Tu Smettila. seduto, Smettila faccio perché... un annuncio alla ragazza smettila di perché Simone che stasera ci sta penso guardando. Sì, sì. Procrei anche tu. No. Sì, a sto punto. A sto punto no. Allora, tu non poi ci hai c'entra detto, allora, niente. dobbiamo fare bambini perché? Sono il futuro. E quindi anche per te è il futuro, scusami. Sì, ma per me è ancora un po' prestino. Se non è presto per me, non è presto per te. Ma perché non è vero? E invece è vero. Sì. Comunque, finiamo di parlare di bambini. Va ecco, bene. dai. Comunque ci sono tante novità in arrivo, di cui Sì. duetti, che non stiamo Sì. qui a raccontare cose perché poi... Sempre voglio del fare fatto un po' delle di- cucche. No, a parte le cucche. Sì. Perché voglio fare qualcosa di speciale, annunciarlo con qualcosa di speciale, ecco. E poi stiamo anche lavorando al nuovo brano, forse. C'è un punto interrogativo Al ancora. nuovo brano. Sì. Forse. Forse. Mi dicono dalla regia dov'è questo brano? Forse. Ti pareva? Caca. Ah. Abbiamo Giuseppe Giamborcaro che saluta Manuel e dice forza la nostra Caltanissetta. Ci seguono da Caltanissetta. Buonasera a tutta Caltanissetta. Salutiamo con un forte Caltanissetta, la abbraccio. salutiamo. Ma Va te lo bene, posso chiedere una cosa, sì, visto dimmi. che tu sei tutto informato, Sì, penso anche sì, Nino. sì. Ma sapete se domani c'è il DPCM? Scusate se la domanda è un po' innocua in questo momento. No, perché mi interessa saperlo, perché altrimenti se metteranno zona rossa o qualche lockdown non posso fare più le puntate, mi sento Ma male. la zona rossa, a quanto ho capito, Sabato e per domenica, non dare delle fake, quindi col punto interrogativo, a quanto ho capito a quando ho capito TG Simone, vai. no vabbè questo Posso scusa, leggere? allora una cosa la voglio una cosa la voglio dire in diretta. Ma leggilo. Cioè, proprio da Roma, dalla capitale, hanno deciso che madrina e padrino non ci saranno più nei battesimi. Quindi Mascia, mi dispiace per te,
ma la madrina alla figlia o al figlio di Rachele non la puoi fare. Ah, volevo fare il nome. Quindi mi raccomando, Ma leggi, non ti leggilo. offendere, non Poi ti che offendere. leggi il messaggio di Masha. Rachele in caso, poi te lo battezzo io, la bambina e il bambino. Ecco, io lo sapevo che C'è adesso- una lista Ora che arriveranno- parte non so ora- da dove. Ora inizieranno ad arrivare messaggi per colpa vostra su Instagram. Sì. Ma vero, non mi hai detto nulla, ma vero. Non è vero, ragazzi. E quindi ora cosa devi fare? Niente. Quello che faccio sempre, nulla. Va bene, ma comunque qui non ci può combattere. No, perché è una esatto. cosa assurda. Assolutamente. Va bene, voglio andare a salutare anche la mia mamma Maria Nicodere che ci sta seguendo. Buonasera signora. Manuel ci continua a seguire. Comunque, gli stavo dicendo che molto probabilmente, a quando ho capito io dalle notizie che arrivano da Digicom 24 e quant'altro, che ci sarà un lockdown nei fine settimana. Quindi sabato e domenica. Quindi quello che dicevamo prima in macchina, ecco, sicuramente. E poi Bello. ci sarà la zona rossa tra Pasqua e Pasquetta, quindi non si potrà fare nulla. Yeah. Dall'altra parte dietro le quinte hanno appena preso una lametta in mano. Esatto. Sì, La qua troveremo là ok. distesa. Va bene. E allora, non Senti c'è più Rachele, nulla da cosa ascoltare, ma ragazzi, Ma senti, chiamate, ti volevo 379 fare 20 82 474. Testa telecamera. Chiamate, Volevo chiamate. dirti una cosa, stasera voglio essere romantico, volevo dedicare una canzone alla mia fidanzata. Come no? Senti, ma che cosa ci possiamo cantare queste belle ragazze? Io direi ti Sì. amo. Come? Ti amo. Si può cantare ti amo? Dai, fai una bella dedica alla tua ragazza, io vi canto la canzone con tutto il mio cuore, dai. Aspetta, no, aspetta, cerca, chiamalo, gli dici chiamalo Renato, in che senso? Ah, l'amico Renato, tu non lo sai. No. Ma domani sicuramente Katia lo porterà. Ciao Katia, ti mando un bacio. Renato, non conoscete Ah, Renato chi è? Il peluche? Il pupazzetto. Ma smettetela tutte e due, non vi posso Ma sopra- è il suo Ba- portafortuna. ciao. Domani lo porta. No, non mi interessa. Pronto amore mio, ciò sono io. Lo so che è tardi ma volevo dirti scusa, è colpa mia. Io sempre più gelosa ma ne sai sono fatta così. Non voglio che nessuno possa mai guardare gli occhi tuoi, che sanno dare luce agli occhi miei quando mi guardi tu. Lo sai, si ferma il cuore, manca anche il respiro dentro me. Ad ogni solo bacio tutto si fa chiaro insieme a te. È troppo bello questo amore che ci unisce a te e a me. E non mi stanco a dirti ti amo. Vorrei forte questo amore, ti amo. Sento dentro un'emozione, ti amo. È un amore indelebile che nessuno mai
e per tutta vita insieme. E questa la dedichiamo a tutti gli innamorati. E a te, la tua ragazza. Certo, certo. Come? Niente, qua non è No, una io, cosa- io quello che fa lui dietro le quinte, io veramente, No, io niente, sono ragazzi, scioccata. non ho parole. non ho Io parole. devo cantare e ridere nel frattempo, ma non è normale Sì, questa la cosa. prossima volta noi lo No, no, la facciamo. prossima volta la signora Pinella non la invitare più. No, No. va bene. Io lo facevo per lei perché so che mi chiama il giorno, mi fa lo ma so, Rachele però canta dai, cioè- bene, di qua e di là, posso Sì, venire ma anch'io. dai, Mi non sembra è male che- di dire no, ho 80 anni ormai. Cioè, Messaggi, allora, messaggi. vado a leggere i messaggi. Allora, va bene, Katia Mauro, abbiamo visto che il vostro discorso con questo Renato, vabbè, lascio perdere. Mascia dice: io già mi immagino che il mio compleanno sarà di nuovo in piena zona rossa come l'anno scorso, quindi sperando che non si metta la zona rossa proprio il fine settimana. E vabbè ragazzi, dai. si Giuseppe sa, purtroppo- Giamporcaro, che di Cattanissetta, ma devi sapere che sta a Forlì, Ok. dice che là è già zona rossa. Che bello. Manuel dice: senza togliere niente a nessuno, ma la voce di Rachele è uno spettacolo. Complimenti. Grazie mille Manuel, grazie. Giuseppe Giamporcaro dice: sono d'accordo. Manuel concordo, questa Mascia, Manuel concordo con te, senza togliere niente a nessuno, è l'unico artista che mi piace di più quando canta. Grazie mille Mascia, grazie mille Manuel e grazie mille a tutti. Non si può Ecco, dire. No. No, perché sono complimenti. Sì, comunque sono d'accordo perché devi sapere che mio padre non ha mai ascoltato una canzone napoletana in vita sua. E Nino ne è testimone. E devi sapere che guarda solo la tua puntata. Però no, non ti emozionare. No, però. no, mi stai emozionando. Tu hai detto. Anzi, sto ringraziando. Tu comunque, hai detto che molto probabilmente il tuo lui ci seguiva. Ma io non lo vedo. Vuol dire che è Ah, impegnato, scusa, quindi... sta scrivendo tanto. Ah, Quindi mi raccomando, Ragazzi, signori, siamo seguiteci anche anche tramite Facebook, pagina, Home Music. profilo Home Music. Home Music. Home Music.